Pietro Lazzarotto, insomma, la partita si sapeva complicata contro la prima della classe, anche se in Coppa Italia avevate dato del filo da torcere al Tiene, Mhm. quindi tecnicamente avevate anche le armi per poter affrontare la partita di oggi in un altro modo. Cos'è che è mancato secondo te? Ma secondo me noi comunque abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo anche interpretato abbastanza bene, secondo me. Certo, potevamo fare un po' di più in difesa, che eravamo un po' bassi, soprattutto nel primo tempo, ma anche poi nel secondo. Poi la partita si è indirizzata in un certo modo, quindi è anche difficile imporsi e cercare di ribaltarla, perché loro comunque sono molto organizzati e poi davanti l'hanno messa dentro, quindi complimenti a loro e noi dal canto nostro potevamo, ecco, sistemare un po' di più la difesa. Una stagione di passaggio come insomma è stata quella di Sandrigo dopo la retrocessione della A1 in A2, dovevate ricostruire diciamo, un rapporto sia con i tifosi che comunque non vi sono mai mancati, ma anche proprio a livello tecnico con una squadra comunque nuova, con delle conferme, dei piacevoli ritorni. Ti chiedo, in prospettiva ora Sandrigo non dovrà né fare i playoff né andare ai playout, quindi insomma anzitempo avete Mhm. terminato la stagione. Insomma, per l'anno prossimo quali sono le prospettive e le motivazioni per far bene? Sicuramente l'anno prossimo si cercherà di proseguire col lavoro fatto quest'anno, con quello che è stato fatto di buono, insomma. A San Enrico sì, è stato un anno un po' di transizione, comunque bisogna dare meriti alla società che si è trovata in una situazione un po' spiacevole e sta cercando di ricostruire comunque un bel progetto. Quindi sì, l'anno prossimo si cercherà comunque di dare continuità e di fare meglio di quest'anno. Forse la nota positiva oggi, e con questo chiudo, è stato anche il debutto tra i pali di Manuel Bidese, poi Somacale, anche lo stesso Marchetti, quindi insomma voi senatori, come state affrontando questo passaggio generazionale con le nuove leve? Sì, quello che ci è stato chiesto a noi è stato comunque di cercare di inserire i giovani che hanno iniziato a fare la Serie 2, ecco. Sì, per me è un ruolo un po' diverso dal solito perché ero sempre giovane, adesso sono quello che deve un po' trasmettere agli altri, ma sì, è la scelta giusta perché Sandrigo ha dei ragazzi molto buoni ed è giusto iniziare a metterli dentro in campo. Poi l'ultima cosa che mi sono dimenticato prima è di ringraziare i tifosi perché loro sono sempre i numeri uno, ci seguono sempre e non hanno mai mollato, neanche quest'anno che è stato un po' difficile, quindi onore a loro. Bene, allora Pietro io ti ringrazio e alla Grazie a prossima. voi.